Salve. Ha detto prima è andato via Kvara, è arrivato Sì. Noah Lang. Chiaramente c'è un tempo tecnico di adattamento, di inserimento. A che punto è diciamo, questa operazione per il giocatore e soprattutto se lì si aspetta un altro giocatore per andare a completare, non so, i due giocatori dello stesso livello su quella corsia lì o magari un'alternativa che possa essere congeniale anche in altri settori del campo. Grazie. Sai, oggi non possiamo fare un paragone Kvara-Lang. Non si può fare un paragone. Cioè, stiamo parlando di un giocatore che è stato venduto a 70 milioni, 75, non lo so, 80, quanto 75. ecco. E un altro che è stato acquistato a 25 milioni. Già da un punto di vista economico stiamo parlando di un dislivello enorme e quindi di solito quando c'è questo dislivello comunque significa che in questo momento ci sono differenti situazioni. Noi abbiamo preso Noah Lang perché lo riteniamo un calciatore che ci può dare una mano per il presente, ma che lavorando in determinata maniera può crescere, dovrà crescere e dovrà salire di livello e diventare il nuovo Kvara. Magari poi sarà venduto. L'alternativa, stiamo facendo diverse valutazioni. C'era un nome nella lista, c'era un nome, che era Ndoye del Bologna. Cifre, secondo me, molto alte, e io lo rispetto questo e l'ho anche appoggiato, cifre non da Napoli, e quindi il giocatore non è andato da un'altra parte. Noi dovremmo sempre cercare un qualcosa che comunque collimi con la nostra strategia, al tempo stesso col nostro anche modus operandi, che ripeto, non deve essere una diminuzione, ma deve essere un fatto di orgoglio, perché noi dobbiamo essere orgogliosi di stare comunque in un club che nel modo suo cerca di far quadrare il tutto e cerca di continuare a essere competitivo. Io ho sposato questa causa, ne sono orgoglioso, sono dentro la situazione, al tempo stesso cerco di dare degli indirizzi perché voglio che siamo competitivi con Juventus, Inter e Milan, perché per me comunque loro staranno sempre qua. Lo dice la storia, lo dice il valore patrimoniale, lo dice il monte ingaggi, loro staranno sempre qua. La mia soddisfazione sarà quella di portare sempre il Napoli ogni anno a rompere le scatole a quelle tre che secondo me sono tre top club che per tanti motivi comunque sono lì e si contenderanno sempre. Lo scudetto, noi se riusciamo a essere competitivi in maniera stabile, dare al tifoso napoletano sempre il senso di orgoglio e non di alti e bassi, e quello sarà la mia più grossa soddisfazione, al di là del fatto della vittoria o della non vittoria, il fatto di riuscire ad essere competitivi, ad essere un problema per gli altri in maniera sistematica e stabile, è quello l'obiettivo che noi ci dobbiamo prefiggere.